caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina e Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un caffè con l'esperto, io sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca e di fronte a me la dottoressa Tiziana Toso, biologa, nutrizionista, specialista in scienza dell'alimentazione. Cara dottoressa, innanzitutto mi fa piacere, buongiorno, mi fa piacere averla qui con noi. Abbiamo già catechizzato la troupe, li abbiamo già bocciati tutti, ma adesso andremo a dare delle indicazioni anche per chi ci sta seguendo da casa. La dottoressa Toso, nata a Rovigo, sotto il segno dell'Ariete, quindi lei fa fatica a star ferma, immagino. È così? Molto, sì, anche se è un lavoro sedentario e mi costa. E d'altronde, quando lei ha praticato sport a livello quasi agonistico, sì. Cosa faceva? Mezzo fondo? Mezzo fondo, sì, ero un aspirante, insomma. Ma anche una bella promessa, perché poi ha smesso? Perché purtroppo non era, secondo me, gli insegnanti del ginnasio non era compatibile con lo studio, allenarsi per 3 ore al giorno, insomma, e quindi tra lo studio e la carriera di atleta, ovviamente, ho dovuto scegliere lo studio. Non mi è dispiaciuto, però ho dei grandi rimpianti, quelli sì, comunque è rimasta la voglia di correre. Perché, proprio di correre, lei ha anche un animale di compagnia, un cane, un levriero che corre. Ben più forte di me, sì. E che si chiama Penelope. Ecco, io ho voluto svelare questo piccolo, perché l'ho conosciuto questo cane, è veramente Penelope che tesse quotidianamente la tela delle coccole, secondo me. È un cane da coccole oltre che da corsa, sì. Cane da coccole e anche da corsa. Sì. Allora, con la dottoressa Toso cerchiamo di capire appunto come una corretta alimentazione vada accompagnata anche, visto che lei ha questo passato da mezzofondista, da una corretta e frequente attività fisica. Certo. Allora, lei è anche naturopata. Sì. Quindi come si intreccia questa sua competenza di naturopata con la biologa e la nutrizionista specialista in scienza dell'alimentazione? Ok, direi che tutta la mia formazione mi è servita e mi serve nel lavoro quotidiano. E la biologia è e rimane la mia passione come studio, perché è lo studio della vita, come dice la parola, no? Ed è per me qualcosa di stupefacente. L'alimentazione è ciò che nutre la vita. Cioè è quello che determina proprio il benessere di ogni singola cellula e quindi l'ho incontrata per caso nel corso della mia professione, la nutrizione, ma me ne sono subito innamorata perché ho capito la potenzialità. Per caso? In che senso? Com'è capito? Per caso perché in realtà io ho iniziato la mia carriera come genetista o aspirante genetista perlomeno, insomma. E quindi mi sono occupata di malattie genetiche nei miei primi anni e in quell'ambito poi ho avuto modo di conoscere anche l'aspetto nutrizionale perché mi occupavo di malattie genetiche che riguardavano proprio anche problemi nutrizionali, esatto. Proprio i problemi nutrizionali, ci sono malattie genetiche che riguardano proprio dei disturbi biochimici della cellula. E poi, come dicevo, ho incominciato ad appassionarmi quindi di questo aspetto, di come la nutrizione influisca su tutte le cellule, quindi sul benessere generale dell'organismo. E ho avuto un'occasione di occuparmi di nutrizione per conto di un'azienda che si occupava di nutrizione artificiale. E lì devo dire che la nutrizione artificiale ti dà un'idea proprio, perché è una nutrizione estrema, no? In condizioni spesso patologiche anche gravi, ti dà una formazione notevole e quindi questo ha fatto parte poi della mia formazione e mi è venuta la voglia di specializzarmi in scienze dell'alimentazione ed è andata così. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Sant'Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno.
Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Senta, ma la parola dieta evoca sempre nella maggior parte delle persone i chili di troppo, le privazioni, le sofferenze. Sì. In realtà significa abitudine, modo di vivere, in breve stile di vita. Io sono molto legata al concetto di dieta come diaita, proprio nel termine greco, no? di stile di vita. E quando le persone mi chiedono di preparare una dieta, io dico sempre di no e le spiazzo, dico no, preparo dieta, preparo un piano alimentare che possa essere utile per sviluppare tutte le potenzialità del nostro organismo. Anche quando ci sono dei chili di troppo, il dimagrimento è un effetto collaterale gradito di un'alimentazione corretta. E l'alimentazione corretta veramente sviluppa tutte le nostre potenzialità, quindi non solo quelle estetiche. Ma anche proprio il nostro benessere psicofisico, mentale, il nostro umore, tutto. Esatto, quindi allora i suoi consigli portano l'individuo a stare meglio fisicamente, stare meglio anche psichicamente e poi se dimagrisce è proprio il caso di dire è grasso che cola, no? Nel senso, sì. Nel senso letterale del termine. Certo. Ci ricorda brevemente la differenza tra dieta vegetariana e dieta vegana? Allora, sono due stili di alimentazione in cui i prodotti animali sono comunque, nel caso della vegana, completamente esclusi, quindi qualsiasi derivato animale, compreso anche il miele, che in fondo è un derivato animale, no? Le api sono animali. Mentre nella dieta vegetariana sono escluse carni e pesci, ma possono essere comprese latte e derivati e anche le uova. Allora in questo caso abbiamo il latto-ovo vegetariano oppure l'ovo vegetariano che esclude anche i latticini ma che utilizza le uova come prodotto animale. E chi segue questi stili alimentari ha comunque la possibilità di avere una vita sana, equilibrata o ci sono dei pericoli insiti? Allora, qualsiasi stile alimentare ha dei pericoli insiti, quindi non solo quello vegetariano, vegano, anche l'onnivoro. Tutto dipende dalle scelte che noi facciamo degli alimenti. Sappiamo che non siamo vegani di nascita perché in realtà la vitamina B12 si trova solo negli alimenti di origine animale e noi non la sintetizziamo, quindi bisogna stare attenti, perlomeno chi sceglie questo tipo di vegano di alimentazione deve stare attento perlomeno insomma, alla vitamina B12. Però ci sono altri aspetti che riguardano sia il vegano sia il vegetariano che l'onnivoro che possono influenzare profondamente l'alimentazione. Ci tengo però a precisare che comunque anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato un parere, quindi che è molto più illustre del mio, e dice che effettivamente le diete vegane e vegetariane possono essere, sempre se ben organizzate, quindi ben equilibrate, sono adatte a tutte le fasi della vita, quindi nell'infanzia, nelle donne in gravidanza, in allattamento, nella primissima infanzia e anche per gli atleti. Quindi si tratta solo sempre di bilanciare correttamente gli alimenti. L'unica carenza può essere veramente quella del vegano per la vitamina B12. Ecco, lei ha citato la carenza della vitamina B12, ma c'è un'altra vitamina di cui un po' tutti noi siamo carenti, vogliamo parlarne? La vitamina D immagino che lei si riferisca, quella non dipende tanto dall'alimentazione perché la vitamina D viene fornita dall'alimentazione solo nel 15-20 per quel che riguarda il 15-20%, insomma, e per il resto noi la produciamo stando al sole. E perché il fatto che sia carente può creare dei problemi? Perché in realtà la vitamina D è una vitamina che è un vero e proprio ormone, ha un'attività ormonale, ha dei recettori praticamente in tutte le cellule dell'organismo, soprattutto a livello nucleare, quindi vuol dire che ha
degli effetti proprio molto importanti in tutti i tessuti. Ancora non li conosciamo pienamente tutti, ma sappiamo che non è semplicemente la salute dell'osso, anche quella del sistema immunitario, ad esempio. La vitamina D è molto importante anche per il nostro sistema immunitario, quindi se stiamo poco al sole, come purtroppo sta succedendo adesso perché abbiamo un'epidemia di carenza di vitamina D, ne risente anche il nostro sistema immunitario, ma anche il nostro umore. In fondo la vitamina D è il modo in cui noi utilizziamo l'energia del sole, e si dice sempre che una persona quando è solare, allegra è solare, no? Quindi sì. Certo. se ci manca l'energia del sole non siamo solari. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Sant'Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Senta, i punti critici dell'alimentazione vegetale li abbiamo già accennati. Quali sono invece gli aspetti come dire, importanti e positivi che una dieta di tipo vegetariana in questo caso può dare all'organismo? Allora, sicuramente l'uomo da quando è comparso sulla Terra si è alimentato principalmente di vegetali. E i vegetali sono comparsi comunque sulla Terra prima degli animali, quindi hanno dato origine anche alla vita animale, quindi sicuramente la base della nostra alimentazione dovrebbero essere i vegetali. L'interpretazione che stiamo dando attualmente di questa dieta vegetariana non è proprio ottimale, nel senso che è vegetale chiaramente anche un frumento, quindi anche una pasta, anche un riso, anche un pane, no? Tutto è vegetale, ma noi ne mangiamo in quantità troppo elevate rispetto a quelle che sarebbero davvero i vegetali che dovrebbero rappresentare la base della nostra alimentazione, quindi sto parlando di verdure, ortaggi e in seconda battuta la frutta. Alcune diete del passato hanno demonizzato i grassi, i carboidrati, era giusto o sbagliato? Allora, tutto nasce dall'equilibrio. Demonizzare i grassi l'abbiamo visto soprattutto negli Stati Uniti, dove per il grosso problema che avevano della mortalità cardiovascolare i grassi sono stati eliminati dall'alimentazione in varie diete proposte, insomma nel tempo non ha portato ad un miglioramento. I grassi sono molto importanti nella nostra alimentazione, ma dipende sempre dalla qualità dei grassi che introduciamo. I carboidrati, a mio avviso, ne stiamo mangiando troppi. Quindi ecco, non sono da che demonizzare neppure quelli carboidrati, pane, pasta, riso, insomma tutto quello, biscotti, torte, tutto quello che ne deriva. Ne stiamo mangiando troppi, ma soprattutto ne stiamo mangiando troppi di una qualità non ideale. Cioè noi mangiamo tutto raffinato e dagli anni 60 soprattutto la raffinazione è cambiata molto. Noi siamo passati da mulini a pietra a mulini a cilindri e la raffinazione ha portato via anche il germe dei vari cereali e quindi ha impoverito profondamente di nutrienti tutti i derivati delle farine, insomma, ma comunque poi ha arricchito, diciamo, di amidi, e amidi che hanno una risposta glicemica, un impatto glicemico molto elevato, e questo è alla base di molti dei nostri problemi attuali. Quindi possiamo concludere sia i carboidrati purché di natura integrale. Bravissimo, sì, proprio così. Bene, grazie. Io intanto le strappo già un appuntamento per un'altra puntata perché ci sono tante cose che sono rimaste in sospeso. Io ringrazio per il momento la dottoressa Tiziana Toso, biologa, nutrizionista, specialista in scienza dell'alimentazione, per tutti i saggi consigli che ha voluto darci quest'oggi. E grazie a voi che ci avete seguito.
caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina e Uno Magazine.